Va bene ragazzi, dopo due sconfitte di fila, che quella col Bari immeritata, quella col Perugia arrivata non dico in maniera immeritata, ma potevamo fare molto di più. Vediamo se riusciamo ad andarci a prendere la prima vittoria di questa live e la seconda vittoria di questa divisione 6, che si sta protraendo un po' troppo, onestamente, si sta protraendo un po' troppo. L'avversario sembra essere stato trovato. Sì, Napoli-Inter, interessante, Napoli-Inter. Giochiamo contro i vice campioni d'Europa dell'Inter. Giochiamo in casa finalmente, dopo due partite fuori casa. Vedo un Marquinhos, chiaramente loro avranno, il nostro avversario avrà la solita squadra di fenomeni. I nostri ragazzi sono tutti a posto, qui abbiamo i soliti fenomeni, va bene così. Tra l'altro lui c'ha Pempé avanti, e ragazzi, Pempé avanti è sempre un problema perché è velocissimo, quindi dobbiamo stare attenti alle imbucate di Pempé, appunto. E niente, io sto cercando delle cuffie, diciamo degli auricolari, ma non li trovo, che fa uno sfaccino di caldo, ma non li trovo, quindi dobbiamo arrangiarsi così. E niente, siamo ancora lontani dalla promozione, ci mancano 2 vittorie ancora. Vediamo contro l'Inter cosa riusciamo a fare. È un peccato perché, diciamo, abbiamo rallentato inaspettatamente la nostra cavalcata. Il nostro amico Caressa che ci accompagna sempre. Napoli-Inter, ci siamo, stiamo per partire. Stiamo per partire, eccoci qua. Osimhen, Lobotka. Stiamo un po' più di animo col maestro per Lobotka. Dentro per Osimhen, mangiato da Davids. Provano il contropiede immediato. Rachmani, Kim, bravissimo. Mario, lui, palla per Kvaratskhelia. Si ferma, cambia il gioco a Kvara. Lozano subito per Anghissà. Ma che passaggio del cazzo, dai, Zambo. Devi lasciarla, appoggiarla. Ciughi prova il pressing alto e per poco non recuperiamo palla, la recupera quasi Osimhen, non completamente. Ancora non riusciamo ad approfittare di un mezzo errore di Davids. Il maestro deve chiudere e riesce a fare il break, Lobotka. E poi Kvaratskhelia appoggia per Zielinski, che però viene fermato. Anghissà, break di Anghissà, ancora Anghissà. E poi Osimhen, mamma mia, per un nulla la palla sarebbe arrivata. Qui c'è Kvaratskhelia. Poi Giannino Di Lorenzo per Anghissà, che prova ad andare da Ciughi Lozano, gran palla di Anghissà. Lozano, attenzione, Lozano prova il cross, palla verso il portiere, Courtois blocca. Osimhen non riesce a fare di più. Attenzione, break del maestro che prova ad andare subito da Kvara. Dribbling di Kvara. Però riesce a recuperarla con Mario Rui. Attenzione, Kim. Anghissà torna da Mario Rui. Palla corta di Zambo. Anghissà che però adesso recupera palla. Kim, Lobotka. Prova a cambiare tutto. Rachmani, gran passaggio verso il Ciughi Lozano che prova il dribbling ma guadagna fallo laterale. Palla verso Di Lorenzo, ancora Lozano prova ad andare sulla fascia Lozano, il cross di Lozano, solito cross di merda di Lozano che non sa crossare. Dio pane. E palla sul fondo, Courtois rilancia, Kim prova il break su Pempé e ci riesce. Ma perdiamo palla, recuperata fantasticamente da Osimhen che la riperde altrettanto fantasticamente. Zielinski, palla per Kvaratskhelia, non riesce a ridarla a Zielo. Attenzione, Kim ancora, si mangia Pempé, Kim, però poi la riperde proprio su Pempé. E qui imbocata dell'Inter, attenzione, va Pedri, la parata di Meret che qui ci mette una pezza. Poi Zielinski vede
Una traccia spaventosa per il Chucky Lozano che deve solo correre, crossare, arriva Osimhen! Miracolo di Courtois, attenzione Osimhen dentro, Kvaratskhelia! E passiamo con Kvaratskhelia con una grande giocata di Victor Osimhen. Una grande giocata di Victor Osimhen che dopo un colpo di testa fantastico parato miracolosamente da Courtois riesce a darla di tacco a Kvara che l'appoggia in porta. 1-0 per noi ragazzi, siamo partiti bene. Attenzione di Lorenzo, palla per Anguissa, dribbling di Anguissa che la dà a Chucky Lozano che prova a cambiare tutto verso Kvara, palla magica di Lozano, Kvaratskhelia in giro, fuori di poco, fuori di poco. Gran tiro di Kvara, ma gran palla del Chucky Lozano, bisogna dirlo, gran palla del Chucky. Di Lorenzo a contrasto, non riesce a prendere palla, break di Lobotka, prova a darla, errore di Lobo, imbucata per Pempe, parata di Meret, miracolo di Meret, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Osimhen, prova ad andare da Kvaratskhelia, che prova a cambiare verso Anguissa, non riesce, Lobotka, ancora Osimhen, vede il Chucky Lozano non riesce ad arrivare a darla ad Anguissa, sarebbe stata una grandissima azione. Lobotka vede Osimhen che prova ad allargare per Lozano, Robertson recupera, attenzione Lozano su Courtois, niente da fare, poi Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, fantastico Kvara ancora, Kvara non riesce ad arrivare al cross, ma calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Bene così, avanti Napoli, Mario Zielinski al cross verso Osimhen che appoggia per Lozano, che ha provato un gioco di prestigio spaventoso. Kim, gran break, ma Davids recupera palla, attenzione. Si è disconnesso si è disconnesso. Gli è saltata la connessione, e quindi ci becchiamo sta vittoria facile. Giusto? Dimmi di sì. Dimmi di sì. Ti prego, dimmi di sì, perché sarebbe una vittoria proprio easy. Proprio a volo. Senza nemmeno praticamente giocare, anche se eravamo passati in vantaggio, quindi... Sì, voglio, sì. Pare proprio di sì. Ragazzi, ci becchiamo questa vittoria, io me la prendo tutta.